La fiera delle polemiche, la fusione a freddo tra Vicenza e Rimini in un rapporto di 19-81 è un grande rimpianto, con una simile quota di minoranza che condanna i vicentini a non essere più padroni a casa loro. Non aveva più senso creare un polo fieristico veneto? Un polo veneto aveva senso, sì, ma ormai abbiamo perso tutti i treni. Non più tardi di ieri, Achille Variati aveva ammesso che sì, un polo fieristico veneto avrebbe avuto senso, ma abbiamo perso tutti i treni, come se Fiera Vicenza non fosse stata gestita per anni da Comune, Provincia e Camera di Commercio. Mi sarebbe piaciuto negli anni passati che la Regione nel sistema fieristico regionale avesse un ruolo di coordinamento, no? Sorrido, nel senso che funziona che se va bene è merito di chi fa le cose, se va male è colpa della Regione, è interessante questo. La Regione Veneto, in effetti, non ha quote in Fiera Vicenza e le scelte sono state fatte in autonomia dai soci, Comune, Provincia e Camera di Commercio, che hanno distribuito gli incarichi senza considerare gli orafi. Come orafi, come associazione, avevamo chiesto timidamente al sindaco Variati di poter esprimere un nome come orafi con competenze specifiche sul discorso dell'oreficeria e della fiera, dell'internazionalizzazione, ci è stato risposto di no. Pensieri e parole degli orafi, e quando diciamo orafi l'equazione è immediata. Fiera di Vicenza uguale orafi, orafi uguale Fiera di Vicenza. E gli orafi oggi non lo nascondono. Fiera Vicenza è una succursale distaccata a tutto tondo della Fiera di Rimini, per il semplice motivo che noi in CDA contiamo pochissimo, avendo 2 rappresentanti su 9, avendo il 19% sul 100%, l'81 c'è la Rimini, insomma. E come abbiamo visto ultimamente, Rimini sta esercitando questo potere. Insomma, Fiera Vicenza è sempre più nelle mani di Rimini, soprattutto ora che ha appena lasciato il timone il direttore generale, Corrado Facco. Sul nostro settore credo che sia il numero 1 in Europa. E già, certe professionalità come Corrado Facco danno un valore aggiunto quando ci sono e sono una perdita quando van via, magari a rinforzare le fiere concorrenti. Ce lo ritroviamo, che ne so, a Basilea, forse. Basilea, che è la fiera dell'oreficeria del super lusso. Ormai il futuro della fiera di Vicenza sarà quel che sarà e il rammarico degli orafi è di non essere stati coinvolti abbastanza nelle scelte del sindaco. Io spero di potermi confrontare con quelli che verranno dopo, chiunque venga eletto sindaco.